E siamo tornati in diretta. La soave voce che ora vi faccio sentire è quella di Daniele Capezzone. Vediamo se si sente. Abbiamo qualche problema. 300 emendamenti così. Signora Presidente, portiamoci avanti col lavoro. Ecco, Daniele Capezzone di Forza Italia. In questo momento è in corso la seduta fiume, una seduta fiume sulle controriforme, possiamo dirlo qua a Radio Padania Libera, una radio delle autonomie, del governo Renzi. Abrogativa 800.000, ma con un meccanismo per cui poi ci sarebbe un minor quorum se si va a votare, insomma una serie di meccanismi piuttosto complessi che nascondono però la verità, ossia una menomazione del diritto referendario, dal momento che non si può più mettere come oggetto di referendum abrogativo, l'unico che funzionerebbe davvero, parte di una norma, ma solo una norma intera. Questo crea, a detta di moltissimi, un cul-de-sac, perché se io elimino una norma intera, generalmente la Corte Costituzionale riesce a rendere illegittimo questo referendum. La gran parte dei referendum che sono stati proposti e passati alle urne nella storia italiana sono stati referendum su parti di norme e non su norme intere. Insomma, dei meccanismi molto complessi. Il sentimento è che è quello che si sta facendo una legge costituzionale, una riforma costituzionale che va a spallate, e questo è un sentimento che abbiamo qui da lontano da Roma, ma a Roma noi abbiamo un inviato d'eccezione, come Radio Padania poche radio possono contare su inviati di questo tipo, ed è il capogruppo alla Camera del gruppo Lega Nord, Massimiliano Fedriga, dovrebbe essere in onda con noi. Sì, buonasera, grazie dell'invito. Allora Massimiliano, ci fai per favore un quadro della situazione, perché vediamo che c'è molta concitazione intorno all'ordine dei lavori e altrettanta confusione nel merito delle questioni. Riesci a farci una spiegazione di a che punto siamo adesso alle 17:14? Certo, la confusione permane e penso andrà avanti. Questo perché purtroppo la maggioranza, il Partito Democratico, il governo, invece di potersi confrontare su una riforma costituzionale che varrà da qui ai prossimi anni e inciderà direttamente sulla vita dei nostri cittadini, ha preferito una prova muscolare non per portare a casa una riforma buona, ma semplicemente per dare a Renzi lo scalpo, andare in televisione a dire abbiamo fatto. Io quello che voglio contestare però che non basta fare, bisogna fare bene, altrimenti è meglio non fare. E dico questo proprio perché questa riforma è una riforma centralista che annulla le autonomie locali, e uno di questo potrebbe dire cosa mi interessa. Peccato che questo si riverserà direttamente sui servizi e per esempio anche sulle tasse che dovranno pagare i cittadini, perché quando si toglie la responsabilità degli enti locali e si accentra tutto allo Stato nazionale, è chiaro che il risultato non è quello dell'efficienza, della spesa responsabile e di ottimizzare le tasse che i cittadini pagano per ridarle in servizi, ma è semplicemente l'equiparazione di chi è virtuoso, amministra bene i soldi dei propri cittadini, che invece è sprecone, e parlo di sprecone per non pagare invece di chi magari prende quei soldi per attività proprie, quindi atti illeciti. Questo è quello che noi contestiamo. La strategia che ha utilizzato lei qual è stata? Cerchiamo di cambiare il più possibile, sapendo che questa maggioranza va avanti con la forza dei numeri illegittimi, che lo dice la stessa Corte Costituzionale, che la composizione della Camera è anticostituzionale, ma loro vanno avanti comunque, la Presidenza non tutela le minoranze, e noi cerchiamo quindi di cambiare il più possibile con le forze che abbiamo a disposizione. E quindi noi cerchiamo di trattare per arrivare a quella cosa, ovviamente utilizzando tutti i mezzi, anche quelli ostruzionistici che abbiamo a disposizione, perché purtroppo è l'unica arma che ci hanno dato e noi la vogliamo utilizzare. Poi c'è chi invece, però queste sono altre posizioni, che non interessa trattare ma vogliono andare in televisione perché urlano. Però insomma noi questo interessa, a noi interessa dare risposte ai cittadini e modificare quanto possiamo gli errori gravissimi
che non sono guardati errori che danno fastidio alla Lega, ma che sono pericolosi per il Paese, se noi vogliamo utilizzare al massimo gli strumenti che abbiamo, consci che i parlamentari della Lega, seppur con grande impegno, sono in 20 e non sono su 630, e quindi purtroppo i numeri sono questi, però non molliamo, e devo dire che i risultati che stiamo ottenendo sono, diciamo, superiori rispetto ai numeri che rappresentiamo. Ci fai qualche esempio concreto? Qualche esempio concreto anche di piccole cose che però in pochi contro tanti è un valore aggiunto di un'opposizione che è capace di incidere. Guarda, le faccio l'esempio sull'ultimo emendamento che siamo riusciti a far approvare dopo ovviamente trattative, minacce estenuanti, ovvero nel testo arrivato alla Camera, pensate la follia, un comune virtuoso, se riusciva a risparmiare, oppure se per sua scelta decideva, non so, di aumentare la tassa di soggiorno turistica per magari dare un servizio più ai cittadini, se questo usciva dai fabbisogni standard non poteva farlo, cioè venivano annullate le facoltà dei comuni virtuosi di migliorare i servizi per i propri cittadini, una follia nei termini. E tutto era determinato allo Stato centrale dicendo fino a qua tu puoi arrivare, dopodiché non puoi fare più niente, anche se sei bravo, anche se risparmi, anche se dai un buon servizio, anche non so, se tagli gli stipendi della giunta per dare un servizio in più cittadini, non si poteva più fare. Noi abbiamo modificato questa norma andando a dire che chi è bravo è giusto che possa dare maggiori servizi ai propri cittadini. Sembra una norma assolutamente di buon senso, che non è una bandiera della Lega, dovrebbe essere una bandiera di tutti i cittadini onesti. Questo governo non c'era arrivato, abbiamo dovuto utilizzare armi anche, diciamo, di contestazione forte, abbiamo visto anche nella giornata di ieri cosa abbiamo fatto per raggiungere questi risultati, che non dovrebbero essere risultati che si raggiungono su prove di forza, ma che si raggiungono con un ragionamento di buon senso. Purtroppo questo governo il buon senso non ce l'ha, e la nostra preoccupazione è che stia utilizzando la sua forza non per dare una risposta al Paese, ma per occupare più poltrone possibili nel Paese. Ecco, fin qui il cammino delle riforme di Renzi è stato segnato dall'appoggio concreto e determinante di Forza Italia nello scorso passaggio al Senato. Ora siamo alla Camera. Forza Italia, che ovviamente è meno determinante alla Camera rispetto al Senato, però portando cambiato un po' posizione, però noi, come si dice, vogliamo vedere i fatti, vogliamo toccare i fatti con mano, siamo come San Tommaso un po', no? Non ci fidiamo, visto anche scottature pregresse, noi vogliamo capire dov'è Forza Italia e cosa vuole fare Forza Italia. Allo stato attuale, ripeto, per adesso sta tenendo una posizione contro queste riforme, ci auguriamo che proseguano, vorremmo fra un giorno ritrovarci il Nazareno 2 o 3 o 4 o 5, perché ripeto, noi non è che abbiamo un'antipatia verso un uomo, verso un patto, però riteniamo che i patti si fanno sull'interesse del cittadino, non l'interesse delle due controparti che si incontrano in politica, e ci sembra che nelle riforme, nella legge elettorale non ci sia alcun tipo di interesse per il cittadino, ma nella migliore delle ipotesi è interesse per i parlamentari del PD di avere più poltrone possibile. E poi la cosa che contestiamo con grande forza è che i patti si fanno, se si vogliono fare noi siamo disponibili a dialogare sul lavoro, per dare risposta alla disoccupazione, sull'abrogazione per esempio della riforma Fornero, sull'abbassamento delle tasse con la flat tax, su quello discutiamo. Non si può pensare che gli incontri si facciano solo per decidere come vengono, faccio l'esempio della legge elettorale, su come vengono distribuiti i seggi e a quale partito conviene di più. È immorale in un momento nel quale c'è la massima disoccupazione storica nel Paese, è immorale e indecente per un governo, e devo dire anche per alcune forze di opposizione che in passato sono state a questo gioco, è stato Forza Italia, è immorale che si porti avanti la politica in questo modo, invece di una politica virtuosa che cerca di dare risposte anche magari difficoltose da dare, anche sulla quale c'è da lavorare, però all'esigenza e al dramma che sta vivendo il nostro Paese, e invece si occupa di incontrarsi per dire quanti seggi prende uno e quanti seggi prende l'altro. Ecco, queste poi sono le priorità che sentiamo e su cui ogni cittadino si fa la sua opinione quando poi finalmente verrà chiamato a votare. A proposito di votare, l'ultima domanda, Massimiliano: i 2/3 dei consensi necessari per approvare una riforma costituzionale che poi non venga sottoposta a referendum non dovrebbero esserci, quindi ci sarà un referendum. Non ce l'avrà mai a fare un referendum. La cosa che mi auguro è che i grandi mezzi di informazione, che purtroppo in questo periodo vedo molto appiattiti sul governo Renzi,
dicano veramente cosa c'è in questa riforma, perché purtroppo anche l'informazione ai grandi numeri del paese, quindi alla maggioranza delle persone, sono filtrate, che un'informazione in questo periodo sta facendo il gioco del governo, nascondendo anche molte magagne, molti drammi, molte difficoltà, molti errori, molti favori che ha fatto questo governo. Ci auguriamo che su questa riforma costituzionale tutti abbiano un senso di responsabilità, perché ovviamente poi è difficile da percepire, no? Perché la riforma costituzionale non la percepisce nei concreti danni che anche uno può fare. Mi auguro che ci sarà il senso di responsabilità di raccontare alle persone la verità, dopo ognuno deciderà liberamente, però è chiaro che se la verità verrà raccontata, e noi faremo di tutto per raccontarla, il referendum non potrà che avere esito negativo per questa riforma, che è una riforma centralista che fa del danno alla nostra gente. Grazie mille Massimiliano Federiga, il nostro inviato d'eccezione, lo lasciamo tornare ai lavori parlamentari che sentivamo in sottofondo. Grazie mille Massimiliano. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Grazie mille. Sì, perché in questo momento è in corso una seduta a fiume appunto alla Camera. Abbiamo sentito da Massimiliano Federiga qual è la situazione e il fatto che poi ci sarà un referendum che avrà un esito in bilico tra la forma e la presentazione che Matteo Renzi saprà dare a questo referendum sulla riforma costituzionale e la sostanza, perché non ci vuole il mago Merlino per indovinare che Matteo Renzi farà una campagna referendaria per il sì e per confermare quindi questa riforma, dicendo che con questa riforma il Senato sparisce e quindi la casta prende un pugno sui denti, ma dall'altra parte abbiamo raccontato più volte come dietro questa etichetta della riforma in cui il Senato sparisce e diventa una Camera eletta di secondo livello con 100 membri, ci sia in realtà un attacco preciso, importante alle autonomie locali, alle autonomie delle regioni, e non solo, perché c'è anche l'eliminazione delle province, che ricordiamo è già un qualcosa di attuale, perché già oggi le province sono state eliminate. Non so se ve ne siete accorti, ma le province sono esattamente dove erano prima, con una differenza: non ci sono più gli organi eletti democraticamente e soprattutto non ci sono nemmeno più le risorse, o ce ne sono molte meno, per dare quei servizi che nel bene o nel male l'ente provincia dava. E poi ci sarebbero altri ragionamenti da fare sulle province. Io però approfitterei di questi 5 minuti che siamo riusciti a risparmiare con la telefonata di Federiga per vedere se qualcuno di voi ascoltatori vuole dire la sua su queste riforme costituzionali. Abbiamo 5 minuti, 0266 20 35 29, una puntata che necessariamente va un po' a canguro, cercando di darvi le notizie e facendo ping pong anche con le vostre opinioni, perché di carne al fuoco oggi ce n'è veramente tanta. Abbiamo subito però la cornetta più veloce del West e vediamo chi è. Pronto? Buonasera, sono Franz dal Veneto. Ciao Franz, come stai? Grazie, volevo intervenire proprio sulle riforme e sui numeri. Prego. Ho ascoltato con attenzione il nostro ospite, il vostro ospite, e quello che mi veniva da dire è questo. Allora, la Corte Costituzionale italiana ha detto che il Parlamento, così come è stato eletto, è tra virgolette illegittimo. Allora io dico un'altra cosa: noi non possiamo accettare che un Parlamento eletto col sistema maggioritario vada a fare leggi costituzionali con il rischio che il maggioritario potrebbe trovare i 2/3 dei voti e rendere nullo l'effetto, cioè il ricorso al referendum. I costituenti italiani nel 46-47, quando è stata fatta la Costituzione, hanno previsto i 2/3, ma con l'elezione proporzionale. Qua siamo di fronte a una truffa vera e propria. La Lega deve denunciare questa truffa. C'è un rischio veramente di andare verso derive fascistoidi. Grazie, ascolto per radio. Grazie Franz, ma a quanto però ci ha raccontato Massimiliano Federiga, i 2/3 non dovrebbero riuscire ad averli, anche se la legge elettorale dà una larga maggioranza al Partito Democratico e c'è questo inciucio, coalizione, chiamatela come volete, che in qualche modo dà larghi numeri soprattutto alla Camera, ma non dovrebbero riuscire ad arrivare ai 2/3. Quindi il referendum ci sarà, un referendum però che sarà, e si annuncia, molto scivoloso nella comunicazione, perché Renzi venderà agli italiani
magari approfittando sui meno informati, il fatto che non c'è più il Senato e c'è soltanto questa Camera di 100 persone, questo Senato di 100 persone eletti di secondo livello e che magari non avranno lo stipendio e magari dovranno andare in aula a piedi nudi, non lo so, altre cose per così solleticare il sentimento anticasta da parte dei cittadini, senza guardare poi la sostanza, ossia uno svuotamento delle autonomie. Abbiamo ancora un paio di minuti, se qualcuno ha un'opinione già pronta può telefonarci allo 0266 20 35 29 per dire la vostra molto brevemente sul controriforme istituzionali, oppure per SMS 346 64 277 56. Io intanto ne approfitto per ricordare come anche questo tema, anzi non anche, questo tema è un tema pilastro per la manifestazione del 28 febbraio a Roma, perché un governo che si mette a cambiare la Costituzione senza essere stato eletto direttamente dai cittadini è un qualcosa di gravissimo. Il problema è che siamo talmente assuefatti dall'aggettivo gravissimo che non capiamo più quando le cose si stanno davvero mettendo male, e in questo caso mi sembra che si stiano davvero mettendo male. Se anche voi la pensate così, comunque la pensiate, comunque votiate, il numero da chiamare per avere informazioni è 0266 234 234 per andare a Roma il 28 febbraio 2015 a dire Renzi a casa. Un ascoltatore abbiamo in diretta, lo prendiamo per un'opinione telegrafica. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. È evidente che per chi segue la politica, come possiamo essere noi, più o meno professionalmente, comunque sicuramente amatorialmente, ci stanno portando via tutto, ci stanno portando via la possibilità di decidere, di scegliere. Se tu vedi le province, come dici tu, ovviamente non sono più elettive, il Senato non è più elettivo, però fare capire queste cose semplicissime ai cittadini è un casino, perché il mainstream, il pensiero dominante, non vuole che i cittadini capiscano, anzi allontanano il popolo dalla politica perché così fanno gli affari loro. Grazie mille Marco. Adesso andiamo in pubblicità, poi rimanete su Radio Padania perché parliamo di Ucraina. Anche le piccole cose. (46 23 44 22).
E ve l'avevo promesso, è una puntata di Rebelot che va un po' veloce e un po' ping pong tra vari argomenti. Lasciamo da parte le riforme istituzionali, costituzionali del governo Renzi e parliamo di politica internazionale, perché a Minsk, in Bielorussia, è terminato un vertice molto importante. Basti pensare che hanno partecipato il presidente della Russia Vladimir Putin, François Hollande, Angela Merkel e il presidente ucraino Poroshenko, per la crisi ucraina. Ce lo stanno raccontando i telegiornali a loro modo, noi diamo voce a Pandora TV, che ci ha mandato un ottimo file del suo telegiornale che tra poco vi mando, che ha un pregio principale secondo me rispetto alle cose che potete sentire su altri canali, ossia ci dà la versione in diretta di quello che ha dichiarato Putin uscendo da questo incontro internazionale di altissimo livello, e adesso andiamo a chiarire un po' che cosa sta succedendo dopo questi accordi. Adolfo Marino, pandoratv.it. Un Vladimir Putin visibilmente provato esce di fronte ai giornalisti dopo 17 lunghe ore di negoziati a porte chiuse, andati avanti per tutta la notte nel nuovissimo Palazzo dell'Indipendenza di Minsk, in Bielorussia. Il leader russo è il primo a comparire in pubblico per le prime attesissime dichiarazioni ufficiali ai giornalisti, che hanno aspettato per tutta la notte mentre le notizie filtravano con il contagocce. Non è stata la migliore notte della mia vita, esordisce, prima di annunciare i risultati dei negoziati di pace per l'est dell'Ucraina. Credo che abbiamo raggiunto un'importante intesa, siamo d'accordo su un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte del 15 febbraio, afferma il presidente russo, annunciando la tregua che entrerà in vigore nella notte fra sabato e domenica prossimi. E più volte nel corso del suo intervento lancia un appello alle parti in conflitto perché cessino le ostilità da subito, per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Un negoziato cominciato nel tardo pomeriggio di ieri con l'arrivo dei leader di Ucraina, Francia, Germania e Russia. Incontro a 4 formato Normandia che si è concluso attorno alle 10 di questa mattina, ora italiana. Una maratona di portata storica nella quale non sono mancati episodi di nervosismo. Putin ieri sera spezza la matita che ha in mano e il gesto fa subito il giro del web. E il presidente ucraino Petro Poroshenko, visibilmente contrariato, si è più volte alzato dal tavolo ed è uscito dalla stanza. Una, a quanto pare, per telefonare a Obama. L'accordo raggiunto prevede il ritiro delle armi pesanti dell'esercito ucraino e il ritiro delle milizie del Donbass lungo la linea già stabilita a Minsk a settembre scorso. È prevista una riforma della Costituzione ucraina per riconoscere i diritti legittimi della popolazione del Donbass. I confini saranno stabiliti in coordinamento con le milizie del Donbass, dice Putin, e avverrà l'attuazione delle leggi già approvate dall'Ucraina che conferiscono uno statuto speciale a Donetsk e Lugansk. Il problema principale, afferma Putin, è che i rappresentanti delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, in risposta alle aggressività di Kiev, hanno accerchiato un gruppo di 6-8.000 soldati. Si tratta della cosiddetta sacca di Debaltseve, situata lungo un importante snodo ferroviario. Accerchiamento che però il presidente ucraino Poroshenko ha strenuamente negato durante i colloqui. Per questo Putin afferma di aver stretto un accordo con Poroshenko che prevede l'invio di esperti militari sul posto per verificare quale sia la situazione reale. L'esercito ucraino a Debaltseve è chiuso da giorni e il vero rischio, probabilmente sventato dagli accordi raggiunti a Minsk, è il massacro da parte dei filorussi delle migliaia di uomini presi nella sacca. Alla fine dei negoziati è stato siglato un documento per l'attuazione degli accordi di Minsk. Inoltre, Vladimir Putin, Angela Merkel, François Hollande e Petro Poroshenko hanno firmato una dichiarazione con la quale si impegnano a dare sostegno all'attuazione degli accordi. È da poco passato mezzogiorno quando il presidente russo Vladimir Putin si congeda dalla stampa. Il sole è alto a Minsk dopo la lunga notte che ha salvato l'Europa. Adolfo Marino, pandoratv.it, con la collaborazione tecnica di Santiago Martinez de Aguirre. E ringraziamo Pandora TV per questo file notiziario molto prezioso oggi, perché ci dà un'inquadratura di quello che è successo a Minsk
che è diversa, avrete notato sensibilmente diversa da quella che ci hanno dato i media nazionali. Noi come al solito cerchiamo di inquadrare questa storia in una prospettiva che noi riteniamo giusta, ossia quella delle autonomie dei popoli e soprattutto di chi si sta opponendo a quello che è stato un vero e proprio golpe portato da forze anche nazifasciste che hanno preso il potere a Kiev. Come sapete, questa è la nostra chiave di interpretazione e che condividiamo con Giulietto Chiesa, peraltro direttore di Pandora TV, che è in onda con noi. Buon pomeriggio Giulietto. Buon pomeriggio. Allora Giulietto, questa cessate il fuoco, non tregua, non accordo di pace siglato a Minsk, è un passo avanti sostanziale per il riconoscimento di una nuova entità statale, quali sono le repubbliche di Donetsk e Lugansk, oppure come lo interpreti? No, è un passo avanti, secondo me, senza dubbio. Io ho guardato bene la faccia di Putin mentre faceva la prima dichiarazione e credo di aver letto bene. Lui considera questo un risultato positivo, io anche lo ritengo che sia positivo, sebbene credo che ci sono molti ostacoli su questa strada, ma la domanda precisa era: questo va nella direzione del riconoscimento della sovranità delle due repubbliche? Va in quella direzione nella interpretazione di Putin, che per la prima volta, lo sottolineo, ha usato il termine Repubbliche di Donetsk e di Lugansk. Fino ad ora le fonti russe ufficiali, il ministro degli esteri Lavrov, eccetera, eccetera, non avevano mai usato i termini Repubblica di Donetsk e Repubblica di Lugansk. Il fatto che Putin le abbia chiamate così dice una cosa nettissima, che Mosca comincia a riconoscere la loro forza reale. Questo è il primo punto, e la loro forza reale la si vede sul fatto che hanno vinto. Dal punto di vista militare non c'è dubbio che hanno vinto. Credo che una delle ragioni della accelerata del negoziato, che è venuta con la visita lampo a Mosca di Merkel e Hollande, sia dovuta al fatto che la notizia che noi avevamo ripreso, pur non avendone le prove, della sacca in cui erano migliaia di soldati ucraini e non solo ucraini, sia stata rivelata proprio da Putin. Evidentemente Putin è andato lì e ha detto: guardate che ci sono dai 6 agli 8.000 uomini che possono essere massacrati. Se non è stato ancora fatto, credo che glielo abbia fatto capire, è perché i ribelli del Donbass non hanno sferrato l'attacco e non hanno chiuso la sacca, chiudendo l'accerchiamento, se no sarebbero già tutti morti. Ora, siccome in quel mucchio di 8.000 uomini ci sono sicuramente svariate centinaia di soldati europei, questo diventava un problema tragico per la Germania e anche per la Francia, perché ci sono sicuramente anche soldati tedeschi, francesi, polacchi, baltici, eccetera, eccetera. Quindi questo problema diventava insostenibile. Allora, torno alla questione. I ribelli del Donbass si sono rivelati dal punto di vista militare di gran lunga più forti dell'esercito di un paese che complessivamente ha 45 milioni di abitanti, cioè non c'è più l'esercito. Questo è uno dei fattori che ha portato, secondo me, le posizioni della Russia molto in alto, cioè la Russia aveva di che negoziare. E aggiungo su questo punto, non a caso Putin ha detto che da adesso in avanti, sulla definizione delle linee di demarcazione, oltre le quali dovranno essere spostati gli armamenti pesanti e dovranno ritirarsi le truppe, sostanzialmente Kiev dovrà negoziare direttamente con i suoi, con la controparte del Donbass. Questo fino ad ora non era avvenuto, non è avvenuto adesso a Minsk, perché non c'è un negoziato diretto su questa questione, ma a quanto pare negli accordi è previsto che in una seconda fase, quando si scriveranno i testi definitivi e si lavorerà sulle carte, bisognerà sentire l'opinione dei ribelli delle due repubbliche del Donetsk e del Lugansk. Quindi questo secondo me è un passo avanti rilevante. Poi accetterà Poroshenko di fare questo passo? Questo è tutto da vedere, perché ahimè in realtà i giocatori che erano al tavolo erano soltanto una parte, e questo è molto importante non dimenticarcelo. Non c'era al tavolo gli Stati Uniti.
e non c'erano al tavolo i polacchi e le 3 repubbliche baltiche della Estonia, Lettonia e Lituania, che sono invece assolutamente sulla linea americana di riarmare Kiev. Quindi da qui all'attuazione della prima parte, cioè della tregua, del cessate il fuoco, e poi più avanti, noi dobbiamo calcolare che entreranno in campo proprio tutte queste forze che vogliono invece lo scontro. Questa è la mia interpretazione, e quindi bisogna vedere chi sono quelli che stanno dietro, sia Poroshenko in Ucraina, sia in Europa, che stanno dietro ai paesi che sono per lo scontro con la Russia. Questo è un po' il punto aperto. Ecco, in questo senso possiamo addirittura intuire un frazionamento però del fronte antirusso. Da una parte i falchi, che non sono neanche stati presenti al tavolo, quindi l'Unione Europea intesa come unione, quindi non c'era Federica Mogherini, che sulla Russia si era espressa in maniera molto netta, non c'erano gli Stati Uniti, ma un'iniziativa del genere presa da 2 capi di Stato in persona, non hanno mandato né ministri degli esteri, non hanno fatto nessuna di quelle alchimie che a volte si fanno quando si fanno delle conferenze di pace, potrebbe addirittura essere una buona notizia, ossia che c'è un'Europa che cerca di smarcarsi dagli Stati Uniti. È ancora un fantaragionamento o c'è qualche elemento in più che magari tu hai? No, io sono convinto che quello che hai detto Aurora è esatto. Questa Europa, per ragioni che non abbiamo bisogno di encomiare, le ragioni sono evidenti, c'è un interesse reale. La Germania e la Francia si sono rese conto che non si può gestire oltre questa situazione, perché ricadrà interamente sulle spalle dell'Europa. Questo è avvenuto e questa è di fatto l'apertura di una nuova fase. Ora, la domanda è, Merkel e Hollande rappresentano l'Europa? Tanto io voglio aggiungere una cosa: non c'era Cameron, ma Cameron ha già detto che non voleva l'invio delle armi a Kiev, quindi sostanzialmente Cameron si è schierato implicitamente dalla parte della Germania e della Francia. Quindi sono 3 grandi paesi europei che scelgono di andare a un negoziato e di farsene garanti. Questo è molto importante, perché la garanzia, è l'altro punto che ha detto Putin, la garanzia è a 4, la garanzia quindi è collettiva. Quindi se farsene garanti significa che dovranno mettersi in condizione tale da non consentire un riarmo di Kiev. Domanda importante, perché non è mica detta. Adesso a questo punto Francia e Germania dovranno presentarsi all'Europa, in Europa, e chiedere l'endorsement di quello che hanno fatto. Devono parlare a nome dell'Europa. E io però guardo su internet e vedo uscire le prime fotografie con centinaia di carri armati polacchi già pronti con i motori accesi per andare in Ucraina, il che dimostra che non tutta l'Europa è disposta ad accettare. Ci sarà una battaglia in Europa, però tu hai detto giustamente, questa non è più adesso un'illusione o non è più, come dire, una speranza. Di fatto l'Europa ha 2 posizioni. Vediamo a questo punto quale delle 2 posizioni diventerà praticamente dominante sul terreno. Tutto lì, non possiamo saperlo, bisogna vedere che succederà. Io l'unica cosa che voglio aggiungere è, mi domando perché Renzi non apra bocca su questa questione. Ha parlato Gentiloni e ha detto delle cose giuste, ha detto le armi all'Ucraina non bisogna darle né ora né mai, e questa è una bella posizione. Ma la Mogherini ha parlato e ha detto quello che la signora Merkel di fatto ha realizzato, e cioè è andata a trattare. Ma il governo italiano, la forza dell'Italia è sparita in questo negoziato. Ora, l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Europa. Possibile che non ci sia modo di esprimere una posizione forte dell'Italia su questa questione? Modificherebbe il quadro politico europeo, verrebbe interamente modificato da una presa di posizione dell'Italia, ma l'Italia come tale non è presente e non partecipa. Questo io lo trovo, più che scandaloso, lo trovo comico. Ecco, comico però anche un fatto, visto che stiamo parlando di governo Renzi. A un talk show di martedì scorso Deborah Serracchiani, che non è proprio l'ultima venuta, è vice segretaria del partito di Renzi, è governatrice del Friuli Venezia Giulia, durante un talk show ha detto che la Russia sta bombardando l'Ucraina.
Ma qui siamo al di sotto della decenza, capito? Il fatto sì che una persona come questa, che non sa nulla, che dice cose che non conosce e che al più recita citando i titoli di qualche giornale, è uno scandalo che sia alla testa del partito di governo, vicepresidente, vice segretario del partito di governo. Questo dà la misura del livello intellettuale di coloro che ci governano. Cosa devo dire? Da questo punto di vista preferirei il silenzio, un silenzio tombale, meglio di qualunque frase. Un silenzio assordante in questo momento invece. Giulietto, io ti ringrazio moltissimo per il tuo punto di vista e per il file che ci avete mandato come Pandora TV, che comunque ha inquadrato la questione in modo originale rispetto a quello a cui siamo abituati nei media in generale, e ci sentiamo presto con le prossime evoluzioni. Grazie mille della disponibilità. Altrettanto a voi. Grazie mille. Giulietto Chiesa, sempre davvero pronto a venire sulle nostre frequenze anche con poco anticipo per commentare l'ultima sulla Russia, sull'Ucraina, è sempre molto originale quando fa queste sue analisi. Anche qui però ho cercato di risparmiare con proprio le forbicine del sarto una decina di minuti per sentire come la pensate voi, perché oggi ho il problema di una trasmissione piena di argomenti, ma non voglio non sentire come la pensate voi per tutta la trasmissione. Quindi, se volete, abbiamo una decina di minuti su questo tema. Questo è il grande tema della Russia, dell'Ucraina, è certamente importante, le novità le avete sentite, come le recepite voi? Pronto? Pronto, sono Matteo da Brescia. Ciao Matteo, come stai? Sì, ciao, ma Giulietto Chiesa era quello famoso che è andato in Estonia, sì, in Estonia a fare quella. Allora è illuminato lui, è illuminato. Ascolta, dimmi. C'è una faccenda solo da stabilire. L'Ucraina dovrebbe, con la Timoshenko, stava cercando di recuperare un po' di dignità statuale, sì, e semplicemente chiedeva la Timoshenko, mica tanto, che venissero pagate delle accise sul passaggio del gasdotto che rifornisce praticamente mezza Europa, e di cui la Russia non vuole dare un ghello all'Ucraina. Non solo, gli fa pagare anche a peso d'oro il gas di cui gli ucraini si riforniscono. È la stessa situazione che si è creata in Polonia alla vigilia della seconda guerra mondiale, quando Hitler doveva rifornirsi per forza, dato l'embargo di materie prime dalla Russia, e hanno pensato bene i russi e i tedeschi di spartirsi la Polonia, ovviamente per non pagare le tasse sulle merci che venivano trasportate. Ciao, saluti. Grazie mille, le opinioni fuori dal coro. In questo senso io lo dico sempre, noi abbiamo una visione, però siamo aperti e ci piace sentirne anche delle altre. Avrei preferito se l'ascoltatore non fosse così poi subito tornato nell'etere, ma fosse rimasto in linea, perché era bella da approfondire. Comunque una tesi interessante, quella per cui la Russia ha un problema da tempo con l'Ucraina, che è una parte incomoda tra lei e l'Europa, quindi esattamente come la Polonia era il terzo incomodo tra la Germania nazista e quella Russia di Stalin, oggi l'Ucraina si trova a essere il terzo incomodo tra l'Unione Europea e la Russia, con tutte le cose che abbiamo sentito da questo ascoltatore. Sentiamone un altro. Pronto? Sì, ciao, sono Andrea, Fagnano Lona. Ciao Andrea. Ciao, io è la terza volta che manco l'appuntamento con Giulietto Chiesa, anche qua a Fagnano, peccato, perché avrei voluto fare questa domanda a Giulietto. Se con tutto questo bailam di paventazioni, di guerre, eccetera, c'entra anche qualcosa il TTIP? Certo, questo è un qualcosa da mettere lì, perché il TTIP sostanzialmente renderebbe, dal punto di vista economico, e quindi non ci vuole un genio per capire che la politica viene di seguito, metterebbe gli Stati Uniti e l'Unione Europea come se fossero un'unica grande nazione. I distinguo diventerebbero sempre minori dal punto di vista della sovranità dei cittadini e delle istituzioni che li governano. Io ringrazio questo ascoltatore che ha aggiunto una questione, quella del TTIP, e oggi Giulietto Chiesa aveva qualche minuto e ce l'ha dato, però aveva un collegamento telefonico, come avete sentito, in cellulare, ed è sempre difficile fare il filo diretto con un collegamento in cellulare, una cosa che generalmente facciamo con Matteo Salvini e per qualche minuto con Roberto Maroni, che però sono persone che generalmente su questa radio già
hanno un contesto comune con gli ascoltatori. Con Giulietto Chiesa sicuramente la prossima volta che passa da Milano vedremo di fare una rendition come fanno quelli della CIA e ve lo riportiamo qui in studio, così le domande le possiamo fare dal vivo qua nei nostri studi di Radio Padania. Abbiamo ancora degli ascoltatori che sono nella nostra sala d'attesa, ne prendiamo uno. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ascolti, io vorrei solo ricordare, sono Maria. Salve Maria. Vorrei solo ricordare un piccolo particolare, perché la Russia, diciamo l'Occidente, Unione Europea e Stati Uniti inclusi, hanno cercato di tirarla dentro quando volevano bombardare la Siria di Assad con pretesti certo, ricordo bene, il Papa e Putin si di opposero. vario genere. Sì. E per fortuna che in parte è stato scongiurato perché quella poveretta della Siria è stata attaccata alle spalle da gente che lasciamo perdere, che sì, poi è quella che ha istituito l'ISIS. Certo. A parte quello, ma il punto è questo, ma chi mai ha vinto qualcosa contro la Russia? Ricordiamoci Napoleone. Vabbè, era 2 secoli fa, ricordiamoci i nazisti, che era mica tanto tempo fa. Insomma, non fate arrabbiare la Russia. La ringrazio molto. Stiamo andando verso la conclusione di questa seconda parte. Lo facciamo su un ritmo anglofono in modo tale da ribilanciare il nostro segmento di trasmissione molto molto filorussa. Questa è I'm Yours di Jason Mraz.
E dalla Russia e dalla America da cui ci arriva questa canzone ci sposteremo dopo il prossimo GR e la pausa pubblicitaria nell'entroterra sardo, dove i comuni di Mandas, Suelli e Gesico si stanno coalizzando per salvare le loro scuole elementari. Sta succedendo qualcosa di veramente molto non strano, perché purtroppo è un fenomeno conosciuto anche nella Italia periferica, quella dell'Appennino, quella delle zone prealpine di montagna, ossia la chiusura delle scuole dei piccoli paesi e con esso lo svuotamento e diciamo così lo sgretolarsi di quella tradizione di generazione su generazione che comunque ha fatto di quell'Italia lì un'Italia importante sia al nord sia sulla dorsale appenninica, che in qualche modo, quantomeno geograficamente, lega il sud e il nord di questo stranissimo paese che ci ospita. Oggi faremo un caso di questo tipo, un caso che secondo me è esemplare, ed è il comune di Gesico in Sardegna, uno di quei comuni che vi basti pensare alla andamento demografico. Nel 1971, ossia 40 anni fa, aveva 1239 abitanti. A distanza di 40 anni da allora gli abitanti sono diventati circa 800, insomma 400 abitanti persi in 40 anni, e questa è una di quelle storie che valgono a Gesico come valgono in tutti i piccoli paesi e fanno il trionfo della grande città, dove si va ancora oggi a cercare sfortuna, per lo più, perché ogni tipo di sbocco professionale è, come sapete, ampiamente chiuso da porte difficilmente apribili. Gli ascensori sociali, come si diceva una volta, sono bloccati e se prendete le scale vi prendono a mazzate man mano, gradino dopo gradino, e peraltro andate verso in basso, perché a volte invece si può essere presi ammazzate ma almeno si sale, invece no. Quindi questo è il contesto generale. Dicevo, parleremo di Gesico perché è riuscito a emergere nella storia delle informazioni. Sapete perché? Perché il suo sindaco, insieme ad altri sindaci, si è iscritto alle scuole elementari. Ebbene sì, si è dovuto iscrivere lui per arrivare al numero minimo, insieme ad altri sindaci, per tenere in piedi la scuola del suo paese e quindi tenere in piedi la vita e la civiltà, mi viene da dire, della entroterra sardo, del Principato d'Arborea, per intenderci, la zona intorno a Cagliari, che è stata una zona importantissima nella storia della Sardegna e non solo, probabilmente dell'Europa, una delle esperienze più interessanti del Medioevo. Ma questa è tutta un'altra storia. Noi non partiremo dal Medioevo, questo ve lo prometto, andremo subito sulla notizia dopo il GR, che ci farà, diciamo così, una panoramica di quanto succede nel mondo, dopo un po' di pubblicità, con il sindaco di Gesico e con una sorpresa che vi invito ad ascoltare, insomma, tra poco. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. Sì, abbiamo più di 300 versioni e sono tutti robusti e capaci. Lo vedremo. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Peugeot fa squadra con te. Nuovo Boxer fino a